Ha soggiornato 2 giorni in laguna la famiglia di Taiwan contagiata dal coronavirus, ma i test sulle persone venute a contatto con loro sono negativi. Intanto sul fronte turismo il governatore Zaia conferma effetti deleteri per Venezia. Questo era Padova, il meeting della Lega con il leader Salvini a conclusione di una lunga giornata a nord-est. Nella città del Santo le sardine scendono in piazza. Regionali 2020, le 12 di oggi chiuse le autocandidature online del Movimento 5 Stelle. Nelle prossime ore i nomi da vagliare. Il PD rinvia ancora una decisione sul nome dell'anti-Zaia. Paura a Legnago, malviventi assaltano un bancomat, ma vengono intercettati dai carabinieri. I banditi sparano contro l'auto dei militari. Lo scorso anno insultò su Facebook le popolazioni colpite dalla tempesta Vaia venendo denunciata. Ora la stessa cittadina lombarda posta l'immagine di un proiettile come minaccia al PM che si sta occupando del caso. Aperto un fascicolo. Giorno del ricordo in tutto il Veneto, le commemorazioni, le testimonianze, ma il veleno delle polemiche resta. A Macerata, nel Trevigiano, è ancora scontro sul monumento alle foibe oggi svelato. Nel pomeriggio i funerali di Giuseppe D'Arè, storico ideatore dei Bivanesi, a rendergli omaggio i big della politica e delle imprese da tutto il Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i nostri titoli. Allora apriamo. Tornando a parlare di coronavirus, alta la vigilanza sul caso della famiglia di Taiwan, marito e moglie di 50 anni, con la coppia di figli ventenni, risultata positiva al contagio in rientro in patria dopo aver soggiornato anche a Venezia. Il Ministero della Salute intanto però rassicura il contagio non è avvenuto mentre la famiglia si trovava in città ma nel tragitto aereo. L'allerta è massima, anche se per ora non c'è alcun allarme per la famiglia di Taiwan risultata positiva al coronavirus al ritorno in patria dopo aver soggiornato a Venezia il 24 e 25 gennaio scorsi. Si tratta di marito e moglie dei 2 figli di 20 anni. E scatta in breve la notizia buona e quella cattiva. La buona, stando ai calcoli dell'autorità sanitaria italiana, è che la famiglia non abbia conseguito il contagio in Italia. La cattiva invece è che pur non avendo viaggiato in Cina e non avendo avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio, abbia contratto il virus nella tratta aerea tra Hong Kong e Milano Malpensa. Questo è una sua forma mutata, particolarmente non nostra, viene dalla Cina, perché lì è un ambiente dove è stato possibile fare il salto di specie, cosa non possibile in questo momento in Italia. Siamo di fronte di fatto a un'epidemia, non una pandemia, non ci sono casi secondari. La presenza della famiglia di Taiwan in laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal Ministero della Salute, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove è passata. Nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i 4 e sono peraltro già scaduti 14 giorni di incubazione del virus. Nel frattempo, in tutta la ULSS 3 Serenissima, predisposto il cosiddetto kit per gestire correttamente eventuali casi sospetti da infezione da coronavirus, con lo zaino Ebola presente in triage all'interno del quale si trovano i vestiari idrorepellenti e le mascherine già a disposizione degli ospedali e indicati per la SARS così come per la barella chiusa come una sorta di tubo. In funzione già dalle scorse settimane ma mai usata fino adesso, permette agli operatori di isolare completamente il paziente sdraiato e di agire attraverso una sorta di braccia che entrano nella barella stessa. C'è un aggiornamento su un'altra vicenda. Una persona arrivata a Venezia con un aereo dalla Corea del Sud è stata ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre in quanto presentava uno stato febbrile. I medici, è detto in una nota dell'ULSS 3 Serenissima, evidenziano come nemmeno per questo paziente sussistono i presupposti per parlare di un caso sospetto collegabile all'epidemia in atto in Cina. La persona in questione, su cui i sanitari stanno effettuando gli esami clinici, è in osservazione. Qui si tratta di una persona arrivata con un aereo dalla Corea del Sud, ma appunto non sussistono i presupposti per parlare di un caso sospetto. Intanto oggi a Milano, alla Fiera Internazionale del Turismo, il governatore Zaia è tornato a parlare delle ripercussioni che anche il coronavirus sta avendo sui flussi turistici veneziani. Il coronavirus pesa moltissimo, visto e considerato che stiamo parlando anche qui di un cataclisma che arriva ad esempio a Venezia dopo la partita della grande alluvione.
Parla di cataclisma il governatore del Veneto Zaia. Le calamità in questione sono l'acqua granda di novembre, prima, e il coronavirus ora, che stanno creando pesanti ripercussioni sul turismo della regione e in particolar modo sulla città di Venezia. La flessione già si vede in un periodo clou come quello del Carnevale, ma non c'è nessun motivo per non venire, continua il presidente del Veneto, che spiega come ancora oggi, a 3 mesi di distanza, si sentano le conseguenze dell'alluvione dello scorso autunno. Abbiamo già avuto una comunicazione negativa purtroppo a livello internazionale sull'alluvione, ci sono ancora cittadini del mondo che pensano che a Venezia ci sia l'acqua nei palazzi. Dall'altro coronavirus comunque con i blocchi aerei e con tutto quello che ne deriva deprime ancora gli arrivi. Spero che tutto questo passi e si torni alla normalità. Il turismo ha bisogno di semplificazione, di restare sul mercato e avere i vantaggi dei nostri competitor, spiega poi Zaia, che chiama in causa il governo. Davanti alla più grande industria che c'è in Italia, che è quella del turismo, davanti alla regione che è la più grande regione per turismo a livello nazionale con 18 miliardi di fatturato all'anno, non è che dobbiamo chiedere, penso che il governo debba avere come priorità questa, che non è sicuramente quella di pensare ad alzare l'IVA o altre menate del genere. In questo momento bisogna non complicare la vita agli operatori e fare in modo che i turisti tornino. Luca Zaia ha parlato di fronte allo stand Veneto della BIT di Milano, dove insieme all'assessore Canera ha presentato la nuova app Veneto Outdoor, che fornisce indicazioni su percorsi e sentieri della regione, aiutando l'escursionista a raggiungere ovunque si trovi la meta prescelta, prima in auto e poi lungo tutto l'itinerario, a piedi, a cavallo o in bici. Digito, mi dà già i percorsi, dico ok, mi dà già la caratteristica facile, mi dà i dislivelli e tutto, e si va in passeggiata e in navigazione direttamente. A proposito di Zaia, uno Zaia che poi nella giornata di oggi è stato presente ai funerali e lo vedremo poi anche nel corso del telegiornale di Giuseppe Darè, il patron dei bibanesi nella Marca Trevigiana, e adesso sta raggiungendo Matteo Salvini a Padova perché il leader della Lega conclude a Padova oggi un tour, diciamo, a nord-est, che l'ho visto prima a Trieste per il giorno del ricordo, poi a Vicenza per la fiera Hit Show e appunto in queste ore a Padova al Teatro Geox per il meeting La Nostra Terra con tutti i big del Carroccio, in concomitanza peraltro con il presidio delle Sardine. Lo vedremo fra poco perché ci collegheremo con Federico Fusetti e Cristian Roque Allende che sono lì a Padova proprio per seguire questo meeting, mentre fra poco sentiremo anche Valentina Visentin che invece sta seguendo le Sardine. Intanto all'interno della Lega oggi c'è stata la decisione di espellere dal gruppo della Lega Nord del comune di Arzignano Daniele Beschin, il coordinatore di Forza Nuova del Vicentino, finito sotto accusa per alcune frasi in questi giorni su Facebook sulla italianità della modella Mati Faldiba, di origini senegalesi, ma trasferitasi da bambina in Veneto a Chiampo, che era finita, lo vedete, nella copertina di Vogue. Espulsione che è stata resa nota dallo stesso Beschin, che afferma di essere vittima, dice, di giochi di palazzo e delle guerre fratricide interne alla Lega che non mi riguardano. Di razzismo nelle mie parole non c'era nulla. Aveva scritto su Facebook una bellissima ragazza, riferendosi alla modella, da lì a dire che è una bellezza tutta italiana ce ne passa, una chiampese doc, è una ragazza solare e bianca. C'erano state dure parole oggi in commento proprio del governatore Zaia, che aveva parlato appunto di cretinate, chi scrive appunto queste cose su Facebook, e poi lo stesso Salvini in queste ore ha preso le distanze da queste frasi e poi è arrivata l'espulsione dal gruppo della Lega del comune di Arzignano. Restiamo nel tema politico, sempre in attesa di collegarci con Padova, perché c'è la corsa alle regionali 2020, un gran ribollire ovviamente per le candidature, a partire dal Movimento 5 Stelle che oggi ha chiuso alle 12 diciamo, la possibilità di autocandidatura online, ma c'è anche ovviamente la questione PD. No, non sarò io il candidato presidente. La risposta è lapidaria e gela alcuni bookmaker della prima ora. Giacomo Possamai, già capogruppo in Consiglio Comunale a Vicenza, non sarà l'antizaia del Partito Democratico. Di lui si stava parlando insistentemente nelle ultime ore, anche se resta aperta la strada di un ticket con il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, altro nome che circola con prepotenza e al quale potrebbe dare il suo supporto attivo. Certo, il tempo stringe in casa Dem e a dirlo è lo stesso Possamai. I veneti e i tantissimi nostri elettori si aspettano però una scelta in tempi brevi. Io credo e spero che entro questa settimana finalmente sia il momento di mettere in campo non solo un candidato che sfidi Luca Zaia, ma anche un progetto politico che renda il Veneto
contendibile e che ci porti a voltare pagina. Intanto si è chiusa a mezzogiorno la fase di autocandidature per il Consiglio regionale promossa dal Movimento 5 Stelle attraverso il blog. Prima ci sarà il controllo delle documentazioni presentate, poi, forse tra mercoledì e giovedì, una fase di esposizione pubblica dei nominativi sui quali si pronunceranno sia il Collegio dei Probiviri che il Comitato di Garanzia. Nell'ultima settimana di febbraio si procederà al voto sulla piattaforma Rousseau. Candidati consiglieri a parte, resta ovviamente ancora da capire se in Veneto ci sarà o meno un'alleanza con i Dem. In casa centrodestra invece tutti guardano alle mosse di Zaia, che a margine della BIT di Milano ha detto che scioglierà la riserva sulla candidatura 45 giorni prima del voto. Idee chiare invece per i Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia auspica che si trovi la quadra per correre tutti assieme in centrodestra, perché questo è lo schema che si è stradimostrato vincente, ma che soprattutto è quello che la stragrande maggioranza dei nostri cittadini italiani, ma anche veneti, vogliono. Allora, Padova adesso, ma per collegarci con Valentina Visentin al telefono, sta seguendo la manifestazione, il presidio delle sardine, non a caso nel giorno in cui c'è Salvini a Padova. Valentina, allora... Sì, l'hanno organizzata proprio in contemporanea e si sono definiti una piazza di confronto piuttosto che una piazza di contestazione. Sono tantissime le sardine qui nel quartiere Portello di Padova, oltre 500, ma le persone continuano ad arrivare ad affollare la piazza. Musica, arte, cultura e bellezza contro chi propaga odio e parla alla pancia delle persone sfruttando le loro paure. Questo è il messaggio lanciato dalle sardine per richiamare in piazza tantissimi padovani, e infatti ci sono giovani, studenti, ma anche famiglie e anziani. Tantissime dunque qui le sardine. Sul palco è stato annunciato e presto salirà l'attore Andrea Penacchi per lanciare un messaggio, una manifestazione, dicevamo, proprio in contemporanea, mentre dall'altra parte della città si sta svolgendo invece l'incontro con Luca Zaia e Matteo Salvini. Per Padova e per le sardine questo è il secondo appuntamento, visto che qualche mese fa si erano ritrovati in Piazza delle Erbe, e diciamo l'adesione è tanta perché continua ad arrivare gente, anche se qui per il momento sono intorno alle 500-600 persone, ma gli organizzatori se ne aspettano circa 2000. Grazie a Valentina Visentin. E allora adesso stiamo per collegarci anche con Padova, credo, con il nostro Federico Fusetti. Intanto apriamo la pagina della cronaca. Momenti di paura a Legnago, in provincia di Verona, con i malviventi che hanno assaltato il bancomat della filiale della Spacasse, ma sono stati intercettati dai carabinieri. I banditi, con il volto travisato, hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro i militari dell'Arma per assicurarsi la fuga. Colpita la Gazzella dei carabinieri. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo di Verona, dal nucleo operativo e radiomobile di Legnago. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avevano appena fatto saltare con l'esplosivo lo sportello bancomat, ma a rovinare i loro piani i carabinieri, che hanno tentato di bloccarli, ma sono stati appunto raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco che hanno appunto danneggiato la loro auto. Fortunatamente non si registrano feriti. Adesso nel Bellunese, anche se io vedo Federico Fusetti, allora datemi l'ok se mi sente. Possiamo collegarci? Sì, allora io direi che ci possiamo collegare. Federico Fusetti, ti vedo dal Teatro Geox di Padova. State aspettando ancora l'arrivo di Salvini e Zaia? Sì, buonasera a tutti, stiamo aspettando l'arrivo. In effetti sono già arrivati sia Salvini che Zaia, ora sono nel retropalco del Teatro Geox. Credo che proprio... no, siamo qui da un'ora noi, perdono, dobbiamo stare noi più davanti, ecco. Scusate, la battuta è che siamo veramente schiacciati come sardine, scusate la battuta di spirito, e in realtà stanno per arrivare, dicevo, Salvini e Zaia. Tecnico, ovviamente la linea non è facile in questi frangenti, lo diceva con una battuta il nostro Federico Fusetti, che sono appunto schiacciati come sardine. Vediamo se riusciamo a ripristinare prima della fine del collegamento la linea con il nostro Federico Fusetti. Allora, dicevamo, nel Bellunese si aggrava la posizione della donna bresciana, lo ricorderete, già accusata di diffamazione aggravata per aver offeso su Facebook gli abitanti di Roccapietore 3 mesi dopo la tempesta Vaia. Stavolta la donna ha alzato decisamente il tiro.
Un post sopra la foto di un proiettile d'artiglieria e una minaccia inequivocabile alla PM della Procura di Belluno, che l'ha indagata per diffamazione aggravata per avere scritto epiteti offensivi contro gli abitanti di Roccapietro e Rei, a suo dire di non avere sistemato i danni della devastazione post-vaia e di pensare solo a introitare i soldi del parcheggio. Accadeva lo scorso gennaio. Con l'ultimo post pubblicato pochi giorni fa su Facebook e divenuto virale ancor prima di essere cancellato, si aggrava la posizione di Laura Internicola, residente a Carpenedolo nella provincia di Brescia. Per competenza giurisdizionale ad aprire un fascicolo per minacce è stata la Procura di Trento, competente nelle cause che coinvolgono i magistrati bellunesi. Il suo legale, l'avvocato Giatti di Mantova, preferisce non rilasciare dichiarazioni, almeno per il momento. Commenta l'episodio il sindaco di Roccapietro, Andrea De Bernardin, che con l'avvocato Prade ha intentato causa penale per diffamazione aggravata contro la donna, oltre ad avanzare la richiesta in sede civile di un risarcimento danni per €1 milione. È come quando si parla dei tifosi di calcio che fanno i disastri nelle città, di tifosi hanno ben poco, questa di turista ha ben poco e i problemi vanno ricercati nella persona. Il profilo Facebook della donna, del quale era stato chiesto l'oscuramento, pullula di attacchi pesanti lanciati random e la sensazione che stavolta la sua ostentata sicurezza potrebbe costarle cara. Io credo sia una strategia per avere l'infermità mentale a questo punto. Lo scorso anno la Procura bellunese dispose il sequestro dello smartphone e del PC dell'autrice del post, poi sottoposti a consulenza informatica. L'indagine è stata chiusa e sarebbe prossima ad approdare in tribunale, ma la vicenda pare complicata. Una controdenuncia è stata depositata dal legale della donna, che dopo il post contro i residenti di Roccapietore sarebbe stata bersagliata da messaggi contenenti minacce di morte. Allora adesso la pubblicità, poi torneremo a Padova da Federico Fusetti. Rieccoci allora in studio in diretta, il telegiornale del Veneto di Antenna 3. Allora torniamo a Padova. Federico Fusetti, stavi dicendo profeticamente siete schiacciati come sardine, adesso com'è la situazione? La situazione è come prima, guarda, vedi che la posizione non è delle migliori. Credo che comunque manchi davvero poco. La sala del Teatro Geo, che poi Cristian vi mostrerà, è direi piena, un teatro che tiene circa 2500 persone. Dicevo che Zaia e Salvini in realtà sono arrivati da circa un'ora. Salvini arrivava da Vicenza, nel retropalco tutto lo Stato Maggiore della Lega, con assessori regionali, deputati, parlamentari eccetera, che stanno uscendo ora dal retropalco, quindi immaginiamo che tra pochi minuti saliranno sul palco proprio Zaia e Salvini. Ovviamente insomma ci aspettiamo che una delle questioni da risolvere sia quella della eventuale candidatura o ufficializzazione della candidatura di Luca Zaia. Tengo d'occhio anche il palco, perché Fontana è salito ora sul palco e quindi può darsi anche che Zaia e Salvini salgano direttamente da lì. Sentiamo un po', sentiamo. Perché volevo chiamare qui con me chi ha collaborato in questi 6 mesi nei quali ho avuto l'onore di essere il commissario della Lega Veneta, e quindi volevo chiamare tutti i commissari provinciali della Lega Veneta e il direttorio nazionale della Lega Veneta. Quindi passerella, come avete sentito, per i dirigenti provinciali, commissari provinciali, segretari provinciali e chi ha diciamo condotto la Lega in questo periodo. Ecco Cristian, facciamo pure un altro passaggio sul palco. Allora facciamo così, Federico, se mi senti facciamo così. Sì, allora noi andiamo avanti con il telegiornale, poi ci ricolleghiamo alla fine del telegiornale per vedere se ci sono novità, ok? Poi comunque ci ricollegheremo nelle altre edizioni, ma magari alla fine, fra pochi minuti dopo gli altri servizi. Allora, a fra poco con Padova e con Federico Fusetti parliamo del giorno del ricordo, tante ovviamente le commemorazioni in Veneto, vediamo quella di Padova. A Trieste ci hanno lasciato 2 giorni al magazzino 18,
Il magazzino 18 ancora oggi a Trieste custodisce i ricordi che gli esuli istriani e giuliano-dalmati non riuscivano a portare con loro, ma che speravano di poter recuperare in futuro. Lì ci si rende conto cosa davvero ha voluto dire essere profughi e abbandonare le proprie cose. Le parole sono quelle di un esule e sono state citate dal sindaco Giordani nella giornata del ricordo celebrata a Padova in comune nella sala Livio Paladin. Le foibe dove persero la vita migliaia di italiani dell'Istria, della Venezia Giulia e Dalmazia rappresentano una tragedia ignorata per troppo tempo. Per troppi anni agli esuli è stato negato il conforto del ricordo, lo ha ribadito anche il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Non va abbassata la guardia perché purtroppo anche quest'anno abbiamo assistito, ma sono episodi a mio avviso marginali di poca rilevanza, a tentativi di revisionismo storico e di negazionismo. La miglior arma che possiamo utilizzare per combatterli è parlare, testimoniare, continuare a raccontare quanto è accaduto e a cercare di ragionare e capire per quale motivo per tanti anni queste tragedie sono state chiuse in un armadio di cui non si è parlato, se non nel piccolo mondo degli esuli che a volte non venivano neanche creduti quanto raccontavano quanto era loro successo. Una giornata che ha voluto ricordare una figura simbolo del martirio delle foibe, quella di Norma Cossetto, giovane italiana dell'Istria, studentessa del Bo, arrestata e torturata dai partigiani jugoslavi e poi gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani. L'anno scorso la Giunta ci ha tributato un riconoscimento molto importante della via Norma Cossetto. È importante sia per la memoria di Norma, sia perché Norma è un simbolo della tragedia che ha coinvolto gli esuli giuliano-dalmata e quindi è una vicinanza che la città testimonia. Città, voglio ricordarlo, dove l'Università Padova ha sempre accolto moltissimi studenti dall'Istria, dal Fiume e dalla Dalmazia nel corso degli anni. Ma non mancano le polemiche nemmeno oggi nel giorno del ricordo. Guardate a Macerata. Ci sono anche state, nei confronti dell'artista autore del monumento, pressioni affinché non portasse a compimento l'opera. Né più né meno di una denuncia pubblica, quella del sindaco di Macerata di fronte a scuole e associazioni d'Arma della Marca nel giorno della scopertura del monumento in ricordo delle foibe. Eccolo quindi bagnato da una debole pioggia e dalle lacrime di chi c'era come Maria Luisa Buccidin, esule che ha raccontato la sua storia ai giovani presenti. Il primo cittadino, citando il capo dello Stato, ha rivendicato la realizzazione del monumento e criticato l'opposizione che l'ha contestato parlando di una scelta divisiva. Questa nostra scelta non è stata condivisa da alcuni, alimentando una politica a dir poco pretestuosa ed inconcludente, con dichiarazioni rese alla stampa e da televisioni locali da parte anche di ex amministratori. Parole che l'opposizione presente in piazza non ha affatto gradito, tanto da rilanciare. Un discorso polemico che poteva anche essere omesso secondo me. Comunque ha ribadito che questa è una scelta di questa giunta, ma ricordo che questa giunta ha depennato da una bozza di un ordine del giorno a favore della Segre due parole: antinazismo e resistenza. Evocata dal primo cittadino anche l'ex sindaca Floriana Casellato, già parlamentare del PD, che ribadisce la linea. Nessuno rinnega ciò che è accaduto, ma ricordiamoci che tutto è accaduto purtroppo perché c'è stato il nazifascismo. Le cose vanno ragionate storicamente. Detto questo, penso ancora che tutti i morti abbiano diritto al rispetto. Però bisogna capire in quale contesto storico sono accadute le tragedie. E sotto il monumento il dibattito è aperto. Da Fratelli d'Italia parte un invito. Che dovrebbero studiare la storia, quella che a noi non è stato possibile studiare, ma che almeno si documentassero sui fatti realmente accaduti. Non ancora in tutti i comuni esiste una lapide, esiste un monumento che celebri questo dramma. E questo, insieme ai 50 anni di silenzio da parte della Repubblica Italiana, è vergognoso. Restiamo nella Marca, dove oltre 1000 persone oggi pomeriggio a Bibano di Godega a Sant'Urbano hanno partecipato ai funerali di Giuseppe Darè, l'imprenditore e inventore dei bibanesi, scomparso sabato sera all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. In tanti hanno voluto rendere omaggio a questo imprenditore d'altri tempi, così è stato definito, che non solo ha garantito un posto di lavoro e un reddito a tante famiglie, ma ha organizzato per loro anche incontri culturali, gite e momenti di aggregazione per quelli che lui ha sempre considerato dei collaboratori e mai dei dipendenti. Imprenditore ma anche artista. Oggi il crocefisso che ha modellato in Creta per la fusione in bronzo era vicino alla sua bara, ai piedi dell'altare. Tante le personalità presenti alle esequie, volti dell'imprenditoria come Luciano Benetton
o la presidente degli industriali di Padova e Treviso Maria Cristina Piovesana, ma anche della cultura come il giornalista Magdi Cristiano Allam o la psicologa Vera Slepoi. Anche il governatore Zaia, come dicevamo all'inizio del telegiornale, ha presenziato alla cerimonia come presidente della regione ma anche come conterraneo di Giuseppe D'Arè. Nel telegiornale di Treviso vedremo il servizio di Lucio Zanato proprio su questo addio. Allora ricolleghiamoci con Padova, ultimo sguardo al Teatro Geox, Federico Fusetti. Ora direi di chiedere la regia. Sì, ecco qua, Cristian vi stava mostrando la sala gremita e credo che stiamo per iniziare. Sì, ancora Salvini non si è visto, sul palco sono saliti tutti i commissari, è salito anche il governatore del Veneto, adesso c'è l'inizio ufficiale con una sorta di sigla. Sentiamo. Allora, queste le immagini del meeting, il meeting talk che ci arrivano da Cristian Roque Allende al Teatro Geox di Padova. Allora ci ricollegheremo con Federico Fusetti e Cristian Roque Allende nelle altre edizioni, nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, un po' per vedere come sta procedendo questo meeting nel quale lo ha annunciato, preannunciato Salvini, e oggi a Vicenza si parlerà molto anche di autonomia. 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, questa sera avremo con noi Sneder Scotton, segretario dei pensionati CISL Belluno Treviso, e Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto CISL Belluno Treviso. E poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, e ci sarà ovviamente un collegamento con Padova, con Federico Fusetti per seguire il meeting con Salvini e Zaia. Parleremo ovviamente anche del giorno del ricordo. Avremo Flavio Tosi, Andrea Zanoni del Partito Democratico, Giorgio De Zen del Veneto che vogliamo, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ci potrà aggiornare anche sulle autocandidature online di queste ore, e Alberto Villanova della Lega, e poi ovviamente il collegamento da Padova. È davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Situazione meteorologica ancora generalmente stabile, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di martedì 11 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà in prevalenza poco nuvoloso, con aumento sia degli spazi di sereno sulle pianure e sulle prealpi, sia di alcuni addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti. Nelle ore più fredde, locali nebbie sulle pianure nord-orientali. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime in aumento fino, vedete, a 16 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, solo con qualche foschia sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 13 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -1, massime invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.